Benvenuti a Edicola Friuli, il nuovo appuntamento che Telefriuli riserverà ogni venerdì per andare alla scoperta delle edicole della nostra regione. Insieme sfoglieremo e commenteremo le inchieste che il settimanale Il Friuli pubblica ogni venerdì e oggi andiamo a vedere che cosa ci dice la Francesca Blasutto, che lavora a Edicolandia, l'edicola del Parco Commerciale Terminal Nord. Salve signora Francesca. Salve. Voi gestite questa edicola da quando è aperto il centro commerciale, quindi il prossimo anno saranno 10 anni ed è un'edicola un po' particolare perché è inserita in un centro commerciale che però è urbano e quindi all'aperto e la clientela non si discosta poi tanto da quella di un'edicola di paese. Perfetto, sì. In effetti abbiamo clienti quotidiani, sempre, soliti, che vengono ogni giorno. Questa settimana il settimanale Il Friuli dedica una approfondita inchiesta al vizio del fumo. Pare insomma che i friulani amino molto fumare, amino molto le sigarette e che insomma non ci siano trend in diminuzione. Voi siete anche un tabacchino. Qual è la fotografia della situazione secondo lei? Corrisponde? No. Diciamo c'è magari un calo con queste Photoshop sui pacchetti, ma li risolviamo col copia di pacchetto anche. Non è che ti accorgi quello che hai sotto mano, si fuma. In effetti è vero, mio papà ha fumato tanto e purtroppo ne ha subito le conseguenze. Mia figlia invece è riuscita a smettere di fumare dopo 10 anni, è giovane insomma, però adesso sì, insomma, non fuma e... Ha smesso da sola? Ha seguito sì, qualche... Da sola, sì. Quindi tanta forza di volontà. Diciamo di sì. Ho anche smesso qualche volta, dopo ha ripreso. Non è facile quindi dire stop. Non è facile dire stop, assolutamente. E l'effetto delle fotografie sui pacchetti, l'impressione? Mi lasciano indifferente completamente. Che effetto ti fa vedere persone che fumano magari in un posto pubblico vicino a te che sei stato interessante? Beh, un po' è per quanto riguarda me, è una mancanza di rispetto in questo stato, diciamo così. Certo che ci siamo abituati bene, non avendo più i locali accessibili ai fumatori e quindi avere esposizione al fumo in effetti fa un po' strano adesso, dà anche un po' fastidio sinceramente. Il settimanale Il Friuli dedica la copertina appunto a smetto quando voglio, nella nostra regione sono 200.000 i fumatori, ma cresce il numero dei pentiti. Lei è una pentita? Io sono una ex fumatrice. Quindi una pentita. Come ha smesso? Con la volontà. Ho messo il pacchettino lì e ho smesso e basta. All'interno del Friuli questa settimana c'è una pagina dedicata ai nostri portieri, alle nostre eccellenze all'interno della sezione protagonisti, che appunto vede protagonisti friulani che sono forse più conosciuti all'estero o al di fuori della nostra regione che qui e che abbiamo voluto raccontare. Voi invece siete uno sportivo e un appassionato di camminate. Allora partiamo dallo sportivo. Tra i protagonisti del settimanale di questa settimana, di questo venerdì, ci sono anche i portieri che hanno fatto la storia del Friuli, insomma vantiamo ancora un posto ai vertici delle classifiche. Cosa ne pensa? Qual è il suo portiere preferito della storia, insomma, qui nato in Friuli? E poi una battuta sull'Udinese. No, per dire la verità mi piace adesso quei due ragazzi che vengono fuori qua, che sono già che praticano, giocano, friulani, che sono delle promesse. E invece a lei parliamo sempre di sport perché Nives Meroy e il marito Romano Benet hanno compiuto un'impresa, insomma non da poco, fanno parte del Guinness, hanno scalato l'ennesimo 8000. Lei mi dice che non le dispiace passeggiare, magari gli 8000 sono un po'... Andare fin lassù solamente loro, ecco, diciamo, non è per me comunque. Quindi lei è uno cittadino, diciamo. Cittadino, ecco. Però vive la città a piedi. Sì, a piedi e a pieno. Le famiglie che sono alle prese, costrette a convivere con la disabilità di un familiare, come racconta l'inchiesta di Alessandro Di Giusto, sono tante, anche in qui in regione, e c'è preoccupazione per il futuro di figli e parenti appunto che hanno problemi, perché molto spesso le famiglie si sentono sole, abbandonate. Adesso le cose stanno in un certo senso cambiando, ci sono dei progetti che potrebbero venire in aiuto. Cosa ne pensa?
Ecco, è un problema che ci ha toccato da vicino fin da subito, perché ora non ci sono più le famiglie patriarcali dove c'è sempre una zia, una nonna. Noi siamo da soli, io e mio marito, ad assistere 2 ragazzi disabili. E a un certo momento ti chiedi veramente, ora il ragazzo è seguito nei minimi particolari, da diciamo l'igiene alle possibilità di uscire. Anche l'istruzione scolastica, certo. E lo sgancio della famiglia per determinate ore e fa il bagaglio culturale della persona. E man mano appunto che gli anni passano ti rendi conto che le tue forze cominciano a diminuire e quindi si pone il problema del futuro. A chi verrà lasciato il compito di seguire il figlio in tutte le sue diciamo, bisogni e soprattutto anche dell'affetto, della costanza, ma poi l'attenzione nei piccoli particolari, che va da sé che in un istituto, per quanto sia all'avanguardia, non avrà mai la stessa dedizione che ha un genitore, una mamma soprattutto. E quindi ti viene l'angoscia a pensare al futuro, perché non sai assolutamente come comportarti. Quindi questo disegno di legge naturalmente andrà preso con le pinze e bisognerà anche verificare, perché parlano di un contatto notarile ed è una cosa che per noi è veramente tabù, non abbiamo mai parlato di cose notarili. Immagino che ci siano degli ostacoli proprio burocratici che si mettono in mezzo. Ci sono tante, diciamo, sfaccettature. Per esempio noi abbiamo adoperato praticamente tutte le liquidazioni per modificare casa, per renderla il più possibile adatta alle esigenze di un ragazzo che vive in carrozzina. Vi siete sentiti sempre sostenuti anche a livello locale come nelle vostre necessità o nelle necessità del bambino o ragazzo, oppure no? Diciamo che siamo stati sempre determinati con una forza e un coraggio che certe volte non ti rendi conto di avere dentro di te, ma quando sei giovane hai queste risorse, invece piano piano, mentre passano gli anni, queste risorse diminuiscono sempre di più. E quindi anche la volontà, ti spaventi di più nell'affrontare le cose burocratiche. C'è anche più preoccupazione proprio per il futuro, insomma, vostro e dei figli. E anche in questo contesto generale di insomma, assenza di lavoro, di prospettive, di futuro. È difficile trasmettere cose positive in un contesto del genere, no? E quindi diciamo che è difficile la vita, però bisogna avere sempre spirito e andare avanti, no? Non è mai sottolineato abbastanza quanto coraggio abbiano questi ragazzi. La preoccupazione del dopo di noi è una preoccupazione, invece la mancanza di sostegni appunto per la vita di tutti i giorni noi insomma ogni giorno la sperimentiamo. E soprattutto appunto nella parte dell'assistenza c'è veramente il deserto. La parte sanitaria è quella veramente che ha l'aspetto peggiore e questa cosa qui insieme appunto al dopo di noi sono le cose più pesanti da sopportare. Comincia anche la stagione dei concerti e proprio il nostro Andrea Ioime ha scritto un pezzo molto ironico, perché molto spesso in Friuli, dove piove sempre, insomma, i concerti sono a rischio e voi siete anche punto vendita di biglietti. Come stanno andando? Il prossimo evento importante è l'Italia contro Liechtenstein allo Stadio Friuli ed è l'11 giugno. Poi comunque si vendono, sì. Sono tutti a rischio perché all'aperto sono a rischio, visto il tempo, però vanno. Sting mi pare che è uno dei prossimi appuntamenti e chissà se anche lui dovrà sfidare la pioggia. Credo proprio di sì. A Cividale infatti vendiamo molti biglietti. Ringrazio Francesca Blasut
per averci ospitati a Edicolandia e per averci raccontato la sua esperienza di edicolante. Grazie. Grazie a voi e auguri per la trasmissione. Molto gentile. L'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre qui alle 18:45 su canale 11 Telefriuli, e per chi volesse venire con noi vi aspettiamo venerdì prossimo dalle 9 in piazza 20 settembre all'edicola Gasparini dal signor Pieri, che da 44 anni è dietro il bancone. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.